Eccoci, benvenute e benvenuti a questo nostro focus. Oggi vi portiamo al mare con le bandiere blu che sono state assegnate alla Sicilia e che premiano la qualità del mare, la cura del territorio tra new entry e clamorose anche esclusioni. Partiamo subito dalle new entry, la città metropolitana di Messina con il suo litorale, le spiagge dunque di Roccalumera, Aliterme, Furcisicolo, Santa Teresa Riva, Ledoiani, Taormina e Tusa, queste per la provincia di Messina. Poi c'è nel Ragusano ci sono Modica, Pozzallo, Scicli e Ragusa, e poi nell'Agrigentino c'è Menfi. Invece le esclusioni, dicevamo anche clamorose, sono quelle di Ispica e Lipari. Bene, oggi cercheremo di capire perché anche vengono assegnate le bandiere blu che testimoniano anche l'eccellenza del mare, delle nostre coste, ma non soltanto questo, anche tutto quello che poi va abbinato a questo, che è l'incremento turistico, la promozione del territorio, la cura del territorio, come dicevamo all'inizio. In collegamento io oggi ho Matteo Francilia, che è il sindaco di Furcisicolo. Dovrei averlo in collegamento, non lo vedo ancora, spero di perfezionare poi il tutto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, sindaco, io le chiedo subito, Furcisicolo, uno di questi paesi che sono appunto nell'area metropolitana di Messina, che ha avuto un importante riconoscimento e che premia sicuramente anche un impegno. Vorrei dare anche il benvenuto agli altri ospiti del nostro focus di oggi, Claudio Lombardo di Mare Amico. Spero di vederlo, buongiorno, eccoci, e anche a Claudio Mazza, che è il presidente della Federazione per l'Educazione Ambientale, che tra l'altro assegna le bandiere blu. Grazie per essere con noi e forse vorrei cominciare proprio da lei, presidente Mazza, chiedendole, sono tantissimi parametri, sappiamo sono 35, quelli che sono poi indicatori, no, di quello che dovrebbe essere e che poi porta all'assegnazione delle bandiere blu. Ecco, la Sicilia in che cosa si caratterizza rispetto al resto d'Italia? Sicuramente il caratterizzante è certamente la crescita omogenea sul territorio della provincia dell'area metropolitana di Messina. È stata una crescita costante, è pur vero che su questo percorso l'emulazione gioca un ruolo, ma non vedo. Gioca un ruolo decisivo, dove si vede che il comune vicino migliora i servizi, migliora la qualità della vita dei cittadini, dove stanno bene i cittadini stanno bene i turisti, che poi sono cittadini temporanei con i loro diritti, ma anche sui loro obblighi, con i loro doveri di comportamento quando si recano in un territorio che ha fatto delle scelte importanti come queste. La Sicilia è una regione che ha delle grandi potenzialità, è andata un pochino, è stata rallentata la crescita dei comuni in Sicilia, che riuscivano non a iniziare il percorso, ma a ottenere poi la bandiera blu, perché quello che va compreso è che la cosa più importante è capire che Bandiera Blu, questo programma internazionale, è un percorso, parte da una scelta forte politica dell'amministrazione, che però deve coinvolgere tutta la cittadinanza, ma è un percorso impostato al miglioramento continuo. Quindi quelli che ottengono la bandiera blu sono in realtà la punta dell'iceberg rispetto a tanti comuni che intraprendono il percorso. E Lipari, che sono state, non hanno avuto quest'anno assegnata la bandiera blu. Noi abbiamo interpellato anche i sindaci e nello specifico il sindaco di Lipari ci diceva che Riccardo Gullo, che ovviamente chiederà anche il motivo di questa esclusione, ma non solo in tono polemico, in tono propositivo, anche perché l'attività amministrativa è importantissima, e il sindaco ci ricordava che comunque per tutte le isole
isole eolie, non solo Lipari. Si sta invece attenzionando molto appunto la cura delle spiagge, sono state anche ripristinate alcune, mi diceva, rispetto al passato, quindi voglio dire c'è un'attenzione che continua e che l'assegnazione di una bandiera blu sicuramente rappresenta un importante riconoscimento, ma sottolineava il sindaco Gullo, non rappresenta tutto rispetto a quello che può essere le attività diciamo di promozione e anche di intervento sul territorio. Il sindaco di Ispica non ci ha rilasciato alcun commento, alcuna dichiarazione, l'abbiamo interpellato più volte. Chiedo a lei invece, Presidente Mazza, voi ovviamente valutate questi parametri e quindi avete insomma dei criteri oggettivi sicuramente importanti. Come valuta, diciamo, questa reazione, soprattutto per quanto riguarda, abbiamo potuto registrare quella del sindaco di Lipari? Mi sembra anche giusto che il sindaco del comune di Lipari, di Isole Eolie, diciamo, reagisca sicuramente nel modo corretto, difende il proprio territorio, ma è altrettanto giusto che Bandiera Blu non è che ci sia tutto per la promozione del territorio. Lipari e Isole Eolie sono un posto splendido e la procedura di Bandiera Blu prevede tutta una serie di criteri che devono essere assolti. Tutto viene fatto affinché la valutazione sia il più oggettivo possibile. Viene svolta la valutazione da una commissione totalmente autonoma, blindata e terza rispetto alla fondazione. È divisa in sottogruppi molto specialistici, quindi la depurazione è affrontata da esperti della depurazione di vari enti, così come tutte le altre, certo, come il discorso delle acque, il discorso dell'educazione, quindi questi qui reggono. Certo. Il fatto di non riuscire a confermare che la bandiera blu è in un percorso di certificazione, ci sta di non riuscire a essere conformi per qualche cosa, che magari può essere di variatura. Adesso ancora non abbiamo inviato le lettere ai comuni e quindi, in cui si spiegano le motivazioni e gli si dice dove è stato il problema e quindi poter correggere il tiro. Matteo Franciglia invece è fra quei sindaci che esulta e che è contento perché Furcisicolo rientra in questo riconoscimento, e allora chiedo a lei qual è stato il vostro impegno. So che per esempio la città di Messina, la città metropolitana, quindi anche il comune più, diciamo, numericamente anche più grosso, si è impegnata, ha fatto una campagna, si è affidata anche a una società esperta, insomma ha creato anche le condizioni perché ovviamente potesse rientrare in tutti questi parametri. Chiedo a lei invece, appunto, Sindaco, intanto che la contentezza anche per questo riconoscimento, ma anche l'impegno. Guardi, il progetto Bandiera Blu è un progetto che inizia e che non finisce mai. Ogni anno devi apportare delle migliorie, è uno scommettersi di continuo. Abbiamo anche immagini mi scusi un attimo, abbiamo immagini del lungomare di Furcisicolo, prego la regia di mandarlo, così mentre lei commenta possiamo vedere queste belle spiagge, finalmente un po' di mare. Prego, prego, Sindaco. Sì, assolutamente. Dicevo, intanto mi permetta di manifestare tutta la mia felicità non solo per il comune di Furcisicolo, ma per gli altri comuni riconfermati nella zona ionica e per la città di Messina, che è la prima città metropolitana d'Italia ad ottenere questo prestigioso riconoscimento. Non si può pensare solamente a Furcisicolo. Noi stiamo cercando tutti insieme, perché il gioco di squadra fa la differenza, insieme appunto agli altri sindaci, a portare avanti un progetto Riviera Blu.
perché riteniamo che sia importantissimo per vivere meglio innanzitutto e far vivere meglio i nostri concittadini e far vivere meglio i concittadini che arrivano temporaneamente sul nostro territorio, e cioè i tanti turisti che affollano la nostra costa nel periodo appunto estivo. È un percorso che è iniziato diversi anni fa, per il comune di Furcisicolo è il quarto anno consecutivo. Abbiamo puntato dall'inizio della mia amministrazione sul decoro urbano, sull'abbattimento delle barriere architettoniche, con un comune che ha la raccolta differenziata spinta ormai oltre l'80%, la sedia job al servizio di tutti, perché il mare deve essere aperto a tutti, accessibile appunto per tutti, il servizio di bagnini. Ecco, è un'eccellenza che ci proietta nel mondo, perché grazie alla bandiera blu chiaramente sul nostro territorio arrivano tantissime persone che fino a 4 anni fa non conoscevano Furcisicolo e che invece adesso conoscono Furcisicolo e la Riviera Ionica anche per questo motivo. Chiaramente, come ha detto il presidente Mazza, la depurazione delle acque deve essere della fognatura, del depuratore, devono essere eccellenti, così come le analisi delle acque del mare. Noi, ripeto, siamo contenti, ma non saremo mai pienamente soddisfatti, perché il percorso deve continuare, deve migliorare di anno in anno, apportando delle migliorie appunto a questo progetto Bandiera Blu. Questa è la vera scommessa per cercare di fare in modo che grazie alla bandiera blu si sviluppi sempre più appunto l'economia sui nostri territori e che possano arrivare altri flussi turistici che prima mancavano. Assolutamente, questi sono insomma i buoni auspici che si augurano sempre un'amministrazione comunale, ma io le chiedo invece, per quanto riguarda anche l'afflusso di turisti, che sono tantissimi in estate, insomma voi siete 3.000 e qualcosa come abitanti diciamo residenti, ma poi in realtà d'estate appunto questo afflusso e queste presenze numerosissime, come riuscite anche a controllare, cioè se c'è un'attività anche di vigilanza, chiedo anche per il rispetto per esempio della polizia sulle spiagge, perché purtroppo ai noi spesso poi si lasciano sacchetti, non si lasciano in perfette condizioni. Ecco, anche in questo l'attenzione deve essere massima. Ma guardi, la faccio sorridere. Io, come tanti altri sindaci, siamo sul campo dalla mattina fino alla sera insieme all'amministrazione comunale. Come ha detto, noi passiamo da 3.400 abitanti anche a 10.000 abitanti nel periodo estivo, quindi i controlli vanno effettuati. Abbiamo preso un finanziamento negli anni passati per spiagge sicure con videosorveglianza appunto sulle spiagge, abbiamo i nostri bagnini, abbiamo la polizia municipale che appunto è sul campo. Abbiamo ottenuto anche un importante finanziamento dal Ministero dell'Interno e abbiamo un impianto di videosorveglianza con ben 80 telecamere che blindano totalmente il paese. Ma io sono anche quel sindaco che qualche anno fa uscì sulle testate giornalistiche nazionali perché abbiamo beccato qualche incivile e sono andato personalmente a riconsegnare la spazzatura a casa di questa persona, multandola pesantemente, perché purtroppo le persone vanno un attimino civilizzate. E chi non ama il proprio paese non ama neanche se stesso, e quindi va spiegato alle persone che Furcisicolo, così come la Riviera Ionica e la Sicilia, sono dei posti meravigliosi e che quindi effettivamente si deve collaborare tutti quanti insieme per cercare di migliorare e di svilupparsi sempre più, perché se viviamo in un contesto urbano chiaramente civilizzato, con un certo tipo di decoro urbano, miglioriamo tutti, migliora anche l'economia delle nostre comunità. Assolutamente. A proposito di migliorare, di attenzionare quello che è appunto anche il cattivo uso del territorio, l'associazione Mare Amico, e qui interpello Claudio Lombardo, spero di averlo, eccoci qui, è sempre attento e vigile, perché più di una volta anche nei nostri telegiornali vi abbiamo dato sempre notizia di quello che molte volte non funziona, o per depurazioni mancate o per scarichi fognari che arrivano al mare. E invece la interpello perché questa volta Menfi, per il 29° anno, se non vado errato, conferma la sua bandiera blu, e quindi questo è un buon risultato. Lei ci sente? Forse no? No, credo di no.
Allora chiedo, Claudio Lombardo è collegato? Non lo sento. Sì, io la sento. Perfetto, Io la allora sento. ha sentito cosa le ho chiesto? Vuole che Io la sento. Perfetto, può rispondere a questo? No, probabilmente abbiamo qualche problema. Veramente disturbato. Diceva? Sì, Ecco. perfettamente. No, non riusciamo a seguirla così, no, è troppo frammentato, non riusciamo a seguirla, non si sente assolutamente nulla. Rivolgo questa domanda, intanto riusciamo a perfezionare tutto, al Presidente Mazza. Menfi quindi conferma dopo tanti anni, quindi ha mantenuto gli standard che sono necessari? Sì, devo dire che ormai sono diversi anni che Menfi segue il percorso della bandiera blu, finora è riuscita a rispettare gli standard, l'inserimento di nuovi elementi anno dopo anno che diamo per crescere, per aiutare a crescere e andare avanti, ha dimostrato comunque di rispettare quella che è la politica del miglioramento continuo. È un territorio, insomma, ormai, giustamente come lei ricordava, sono quasi 30 anni di Certo, percorso, quindi, di certo. certificazione. Va bene, io mi fermo proprio pochissimo per una pausa e poi ritorniamo di nuovo in studio. Eccoci in studio, stiamo parlando di bandiere blu e dunque di mare pulito nelle nostre coste. Sindaco Francilia, io le chiedo anche la collaborazione, c'era anche l'idea di, appunto, di questa litorale, di questa blu che diventa tutto blu, tutti questi paesi che sono poi in continuità, no? Per chi da bagnante come molti di noi, insomma, vede che c'è una continuità anche fra le spiagge. Dunque c'è anche una sorta di collaborazione. Voi state cercando anche di avere un'azione univoca fra le amministrazioni, ovviamente poi anche con riferimento a quella metropolitana, che è quella di Messina, sono 42 chilometri, leggevo. Come dicevo poco fa, se migliorano i servizi in tutto il comprensorio e non solo nei singoli comuni, riusciamo a proporre all'esterno, a chi ci guarda da lontano, a chi arriva magari dagli Stati Uniti piuttosto che dal resto d'Europa, riusciamo a garantire e a dare un servizio unitario in tutto il territorio. Il nostro è un territorio meraviglioso, vicino a Taormina. Mancano solo 2 comuni all'appello, che sono Sant'Alessio Sicolo e Giardini Naxos, per raggiungere questo risultato Riviera Blu. Così come avviene in altri territori, per esempio nella Riviera Romagnola, alla fine sono riusciti a creare un contesto di comuni dove si riesce a proporre una certa offerta turistica. E quindi per aggredire un mercato più ampio, internazionale, a quel punto possiamo ragionare insieme se riusciamo a completare questo iter in tutti quanti i comuni. Chiaramente se anche gli altri comuni riescono ad acquisire questi determinanti requisiti di eccellenza, e noi sindaci stiamo cercando di dare una mano anche agli altri sindaci che ancora non hanno raggiunto questo risultato, perché a mio avviso solo il gioco di squadra può fare la differenza in ambito turistico, ricettivo, e quindi dobbiamo un attimino uscire fuori dal nostro orticello, del nostro singolo comune, e portare avanti questo iter affinché si riesca appunto ad aggredire questo mercato che è veramente ampio, che possa portare più turisti sul nostro territorio. Secondo me le condizioni ci sono, anche perché è una costa unitaria, i comuni sono tutti attaccati l'uno all'altro. Ritengo che possiamo raggiungere nell'arco di qualche anno questo risultato, a seguito chiaramente degli accertamenti da parte della FEE. Certo, Presidente Mazza, a questo proposito le chiedo, sono 246 quest'anno le bandiere blu assegnate ai comuni rivieraschi in tutta Italia, 14 appunto diciamo quelle in Sicilia, ma di anno in anno crescono anche, cioè si diversificano i criteri per assegnarle, c'è più attenzione a che cosa? Allora, sono 246, quindi c'è stato un incremento, il trend continua a essere
positivo, sono 15 comuni in più nuovi che sono entrati, numericamente sono 10 perché ci sono stati 5 non riconferme. Ma secondo me la cosa interessante da notare, se mi permettete, è che negli ultimi anni, gli ultimi forse 4 anni, in controtendenza su quello che era avvenuto nei decenni precedenti, la crescita è stata costantemente nella crescita di comuni del sud dell'Italia. Quindi questo denota una maggiore attenzione, sensibilizzazione, non solo da parte degli amministratori, ma anche degli operatori e delle comunità nel loro insieme. Inserimento di una cosa, costantemente noi inseriamo nuove sollecitazioni, nuovi stimoli, proprio per accompagnare questa crescita costante. Quest'anno, devo dire, abbiamo chiesto uno sforzo importante alle amministrazioni, quella abbiamo inserito una nuova scadenza con la realizzazione di un piano di azione per la sostenibilità, quindi un action plan che prendeva dal 25 al 27, un piano triennale dove si doveva inserire ciò che era stato realizzato e quello che si sarebbe andato a realizzare negli ultimi 3 anni. Questo porta a dare unitarietà a tutto ciò che viene realizzato in termini di obiettivi da raggiungere per la sostenibilità. A noi e al comune stesso dà la possibilità di monitorare quello che è realmente il miglioramento continuo. Quindi sarà uno strumento impegnativo, ma che accompagnerà i comuni per tutto il percorso di Bandiera Blu. Ecco, questo per dire è stato penso che aiuterà a fare un cambio di passo sicuramente su tantissime località e magari aiuterà anche tanti comuni della Sicilia che si stanno avvicinando piano piano al percorso del programma internazionale. Invece il sindaco Franciglia, le chiedevo, si avvicina l'estate, quindi anche l'amministrazione avrà previsto, diciamo, a parte il festeggiamento della bandiera blu, ci saranno anche iniziative, insomma, che riguarderanno anche, perché rientriamo anche nel discorso di attrazione turistica, no? Sì, noi le iniziative, innanzitutto quella della bandiera blu che sarà intorno a metà giugno, chiaramente con l'esposizione della bandiera e tutti gli altri accorgimenti, con la sistemazione ovviamente della spiaggia, sarà fatta coinvolgendo innanzitutto la popolazione. Ecco, questo ci tengo a spiegarlo perché è molto importante. Vedete, la capacità secondo me di un politico, di un amministratore locale, di un sindaco deve essere innanzitutto quella di coinvolgere la popolazione in un processo di cambiamento che deve essere innanzitutto mentale, perché se ognuno dà il proprio contributo nella cura del bello, nella cura del proprio comune, quindi curando il decoro urbano, alla fine stiamo meglio tutti, a questo a partire dalla appunto cittadinanza, e quindi si diventa anche più accoglienti per quanto riguarda i turisti, perché i turisti alla fine sono nostri concittadini e quindi organizzeremo e pianificheremo tutta una serie di iniziative, di manifestazioni. Noi abbiamo anche un bellissimo anfiteatro dove facciamo tantissime manifestazioni e spettacoli e quindi continuiamo questo percorso consapevoli del fatto che siamo sulla buona strada, ma non bisogna essere mai appagati e soddisfatti. Va continuato un percorso e così come ha detto il Presidente Mazza deve essere da stimolo per migliorare negli anni successivi. A questo proposito cercherei di ricollegarmi con Claudio Lombardo di Mare Amico, spero, eccoci, forse ci sentiamo a questo punto, proprio siamo quasi in chiusura. Speriamo. Io benissimo. mi sono portato fuori per lei per cercare di trovare la linea migliore. È stato resiliente. Le dicevo di Menfi, dunque questo riconoscimento dopo 29 anni, insomma, ma ci sono anche degli altri posti del cuore, potremmo dire, della Sicilia, perché sono bellissimi, ma nonostante, voglio dire, la loro caratteristica, ancora non sono riusciti ad ottenere
questa bandiera blu che è così importante. Sì, 9 anni la dicono lunga sull'organizzazione di questa splendida spiaggia, perché come diceva anche il sindaco e anche l'altro suo interlocutore, non è solo la pulizia del mare o la mancata o la trasparenza delle acque, ma anche dei servizi. Menfi ha tutto questo. Noi stiamo cercando di spingere altre 2 località molto belle in provincia di Agrigento, che sono Punta Bianca e il Torre Salsa, che avrebbero le caratteristiche per essere per ricevere la bandiera blu, se non il problema degli carsizi, ma anche voglio ricordare la Scala dei Turchi, che ci riconosce la bellezza a tutto il mondo. Per fortuna, purtroppo per noi, per fortuna, il conferimento della bandiera blu dipende da tanti fattori e purtroppo non tante nostre spiagge sono carenti o dei servizi o di pulizia, però cerchiamo di fare turismo e promozione, facendo conoscere con la nostra attività queste splendide posti. Avete appena visto Punta Bianca, che da poco diventata riserva naturale, è un posto veramente splendido, è una marna bianca come quella della Scala dei Turchi, ma molto meno conosciuta e molto, a parere nostro, più bella. E poi c'è Torre Salsa, anche quella è una spiaggia di 5 chilometri immacolata e libera da costruzione, ed è bellissimo visitarla. Bene, bene, allora insomma c'è veramente da visitare, da godere di queste bellezze naturali siciliane, e io ringrazio, il nostro tempo purtroppo è finito, ringrazio i nostri ospiti, Matteo Francilia, che è il sindaco di Furcisicolo, il presidente della Federazione per l'Educazione Ambientale Claudio Mazza, grazie per la vostra disponibilità. Grazie a voi, buona giornata. A risentirci.